I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini rispettivamente di 32 e 19 anni residenti proprio a Canicattì per detenzione illecita di sostanza stupefacenti ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto quando una pattuglia radiomobile della compagnia dei carabinieri di Canicattì ha notato una Renault Clio sospetta nei pressi dello svincolo Canicattì Nord sulla strada statale 640. I militari hanno intimato l'alta al veicolo, ma i due occupanti, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine, hanno accelerato, dando inizio così a una fuga a tutta velocità. L'inseguimento si è protratto per alcuni chilometri fino al raggiungimento del centro abitato di Canicattì, dove i fuggitivi hanno abbandonato l'auto e hanno tentato di scappare a piedi. I carabinieri li hanno però raggiunti e bloccati. Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di due involucri contenenti circa 1 chilo di sostanza stupefacente di cocaina, presumibilmente destinata allo spaccio. I due arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati alla casa circondariale di Agrigento a Petrusa, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell'udienza di convalida. L'arresto dei due spacciatori è il frutto di un'intensa attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai carabinieri di Canicattì, non solo, che mira a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, a garantire la sicurezza dei cittadini.